Giuliano Ganzerla, il presidente del consorzio bonifica DigePo. La situazione del vostro comprensorio ha avuto delle notevoli difficoltà per quanto riguarda l'energia elettrica già dal 2012 e anche nel 2013 e oltretutto anche dei problemi di franamenti spondali. Ecco, ce li puoi illustrare? Cosa è successo? Noi abbiamo dei consumi di energia normalmente molto elevati, con questi andamenti stagionali sono schizzati fuori da ogni probabile previsione. Già con il 2012 con la siccità eravamo saliti di parecchio, ora con questa stagione così piovosa le nostre pompe non sono mai ferme e ci abbiamo già consumato una gran parte delle risorse disponibili per il 2013. Il problema maggiore che abbiamo ora sono le frane sui nostri canali che non riusciamo più a far fronte con i soldi disponibilità di bilancio, è una manutenzione straordinaria, è necessario assolutamente un intervento della Regione per mantenere in sicurezza il nostro territorio dal punto di vista idraulico. Quali sono le cause del franamento spondale e cosa sta facendo il consorzio di bonifica? Allora, le cause del franamento spondale sul nostro territorio sono multiple, prioritariamente l'uso promiscuo dei nostri canali, cioè sia per irrigazione che per bonifiche, quindi un alzare e abbassare continuamente il livello dell'acqua, e poi ci sono naturalmente le nutrie e le coltivazioni fino sul ciglio, ma la sicurezza idraulica è compromessa dal fatto che con i soli fondi di bilancio non riusciamo più a far fronte a questa situazione. Quindi è necessario urgentemente un intervento pubblico, un intervento regionale per garantire che i nostri canali non vadano in riduzione della loro portata idraulica. Il consorzio di bonifica comunque ha già adottato delle misure di tamponamento, insomma, del problema. Sì, stiamo organizzando con i nostri mezzi degli interventi dove la situazione è più critica, vicino alle strade, vicino alle abitazioni e dove può creare problemi per la viabilità.